Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, venite con me perché oggi facciamo i guardoni. E a proposito di guardoni, non so se avete sentito tutti i TG, tutti i programmi, se non mi sbaglio a Reggio Calabria, quell'insegnante di scuola superiore, un porcone che in cambio di voti, in cambio della sufficienza chiedeva alle sue studentesse che avevano talvolta anche 14 anni e questa storia andava avanti dal 2018 e solo adesso sta venendo fuori perché la preside insabbiava sempre. Quindi peggiore di tutti è la preside, peggiore no, forse peggiore di tutti è lui, però la preside non è di meno, quindi spero che facciano una brutta fine. Ma adesso parliamo di cose belle. Andiamo a fare i guardoni. Partita in corso qui sull'ICES Rapid e andiamo a vederci questa partita che è appena cominciata, 10 minuti, 2500 ragazzi, non l'ho mai visto giocare Rapid sull'ICES, persone con 2500. Io, da quello che so io, poi sicuramente il 2500 ne sa più di me, questo tipo di struttura con questi pedoni contro la struttura del fianchetto non è buona. Questo è quello che so io. Poi, poi vediamo. H3, cambio, ok. Il nero ha cambiato il suo alfiere campo chiaro. Beh, qui stanno giocando velocissimi perché sanno benissimo quello che devono fare. Questo cavallo cambio, l'alfiere si ritira. Ok, adesso c'è un attacco a ragi X sulla donna, la donna si toglie dall'attacco a ragi X, l'alfiere viene riposizionato qui per collegare le torri, è importantissimo collegare le torri, fa parte dei principi d'apertura. E ora spinta in E5. A seguito del cambio, il punto di 4 non ha cambiato, ha spinto. E adesso c'è... No, questo qui in realtà non era un attacco perché c'era la donna che difendeva. Forse questo alfiere poteva andare... Non lo so, sì, forse di 2 va bene, tanto la colonna D è chiusa, non c'è nessun problema. Come muovono veloci questi qui? Attacco sul pedone, vediamo se farà una difesa normale o si ingegnerà qualcosa di nuovo. Qui c'è un'inchiodatura su questo cavallo e ragioniamo un pochettino in avanti per cercare di capire un po' dove direzionare il gioco. Allora, come al solito noi diciamo che i pedoni indicano il lato in cui bisogna attaccare, quindi se fossi il bianco come continuerei l'attacco? Sicuramente in questa direzione, probabilmente portando in azione questi pedoni? Non lo so veramente, non lo so, sono a corto di idee totale. Che cosa vuole fare? Vuole raddoppiare le torri sulla colonna B e poi spingere a 4? È un'idea, assolutamente. Perché sì, ad est il bianco c'ha abbastanza pezzi, ma boh, non so come si fa. Ok, qui si minacciava la torre, raddoppio a 6. Questa mossa è molto buona perché ha scongiurato questa roba qui. E adesso che non c'è più la donna che teneva H4, questa è corretta. Questa è corretta. Forse bisogna giocare H5? Forse bisogna giocare H5, ci sono sacrifici. Beh, c'è G4. Se tu mi giochi H5, forse c'è G4 che H6 affinché tu spingi, io incastro. Giusto, esatto. Però adesso c'è questa diagonale che è debole. Quindi il piano del nero è quello di entrare con la donna in H7. Quindi donna in E4 e poi H7. Come ci difendi? Allora io tornerei col cavallo qui e andrei via. No, cavallo qui che cacchio fa? Perché donna qui ci vorrebbe un pezzo che controlla le case bianche, ma non c'è. Non c'è. Questo cavallo sì, dovrebbe andare qui, però non lo so. Non lo so, è dura come situazione. Forse ci vuole una difesa creativa in questo momento. Ci vuole tipo... Non lo so. Ecco, tipo Torre B6. A che pro? Ti giuro, non lo sto capendo. Esatto. Forse il re vuole fare robe strane. Non ti giuro, non ne ho idea. Però se il re ora si toglie da qui, l'alfiere rimane sotto G3 per togliere ogni movimento al cavallo. Ok, non lo sto capendo. Ah, ok, era per supportare F4. Sì, diciamo che questo alfiere fa veramente un compito
di difensore eccezionale, perché impedisce alla donna di venire giù. Qui c'è il re, non si può venire, e adesso si progetterà la spinta in F5, e se il bianco riesce ad attivare anche questo alfiere iniziano a essere seri guai, iniziano ad esserci veramente seri guai. Se il nero non dovesse catturare, a questo punto spinta, e poi si inizia a perdere un po' di pezzi, quindi la cattura penso sia dovuta, o a meno che adesso cattura qui, tempo sulla torre, però cambio di torri e poi mossa al bianco, e dopo il cambio di torri la donna non può entrare qui, quindi non ci sono scacchi, cambio di torri, il cavallo va in posizione passiva, e a questo punto però c'è l'attacco sull'alfiere, che non è da sottovalutare, c'è l'attacco sull'alfiere che non avevo considerato, quindi penso che questa non si possa fare, o forse sì, cattura, re qui, scacco, re sale, ha catturato il pedone in H6, bella, 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 bella. Forse questa è vincente? Prima della cattura forse questa è vincente. Eh no, ti arriva la donna qui. No, devi catturare per forza. Se no ti arriva la donna qui. Per forza, donna H6. Non ci sono altre chance. Ok, re qui. Adesso la donna deve tenere questi ingressi. Re qui, F6 scontatissima. Il re deve andare in D7. Ok, questa qui. Re di 7. Cattura? Non l'avevo considerata minimamente la cattura. Apre l'alfiere e siamo pronti anche per la promozione di quel pedone. C'era la cattura, signori, c'era la cattura. Guardate questo cavallo, poverino, come non sta facendo assolutamente nulla. La donna, l'unica cosa è cercare di catturare qui per dare qualche scacco. L'unica che mi viene in mente, o a meno che dare una mano, in difesa. Però no, non è una buona cosa fare questo, perché c'è la cattura di donna, poi c'è l'inchiodatura con alfiere G6. Ma è brutta, forse è d'abbandono, e a questi livelli cavallo in D5. Cavallo in D5, ti prego, aiutami a capire. Cavallo D5. Cattura scacco per foggia. Cattura scacco, no? Scacco qui. Vado su. Cattura con scacco. Che c'è che non va? Cosa c'è che non dovrebbe andare? You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Questo cavallo cosa vuole fare? Non sai che non l'ho capito. Sì, sicuramente è centralizzato un pezzo, è buono, però non so cosa stia calcolando il bianco, perché su questa, e poi come lo continua in attacco. Costretto a catturare qui per supportare la promozione, ma però c'è il re davanti alle bolse, il re si deve togliere. Scacco, re qui, cattura di pedone, attenzione che però se la donna si toglie da H6 ci sono le entrate. Tac, tac. Donna in G5, cattura qui, alfiere in G6. Mamma mia, è troppo complicato. No. Non lo so, senza saperne leggere né scrivere farei questa, perché almeno do scacco, so che la prossima è una mossa forzata e va benissimo. Però devo dire che ce ne sono di carine. Questa, è vero, lui non è obbligato a catturare, però se non cattura andiamo a promozione, quindi tac, esatto. E adesso bisogna capire se questa è quella vincente. Questa sembrerebbe abbastanza vincente, perché in genere donna sul nero con alfiere sul bianco, in genere queste combinazioni qui, almeno dalla mia esperienza, sono vincenti.
Scacco con la donna sul bianco? Oh my god. E se tipo va qui? E se tipo va qui? Scacco con la donna in G7, così vado sul nero. Qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare. Attenzione che cosa sta trovando. Quindi sarebbe costretto praticamente, qui neanche può andare, sarebbe costretto a indietreggiare o salire. In entrambi i casi andrebbe su... Oddio, non lo so, forse gli fa questa. Sento che gli fa questa perché purtroppo devi dargli scacco, no? Se no lui ti entra qui e gli dai controgioco. Quindi ora il bianco deve riuscire a dare scacco all'infinito o non so se l'ha giocata bene. Boh, forse scacco di alfiere subito, non lo so. Non lo so ragazzi, fatto sta che questi signori hanno un'esperienza incredibile. Ok, alla fine che cosa ha fatto? Ha fatto scacco qui col cambio di donne? Ah sì, davvero? È abbandonato? Mamma mia, che esperienza, ragazzi. Io non la vedo la vittoria certa da qui col bianco. Perché cosa succede? Scacco, il re è andato qui. Perché se andava qui c'era 1, 2, 3 supportato dall'alfiere. Ok, si guadagniamo un pezzo. Quindi il re è andato qui. Ma perché non l'ha catturato? No, vabbè. Scacchiera di analisi, ragazzi. Abbiamo bisogno di analizzarla questa partita. Veramente un casino. In caso di questa, sì, c'era H6, si andava qui. E in caso di questa c'è sempre H6. Ok, niente, si guadagna il pezzo. Questo è quello che si è capito. Allora, se vi fa, la riguardiamo un attimino dall'inizio. Col motore. Ecco, vediamo se E3... infatti E3 non piace da morire al computer. La mette come terza opzione in realtà. Dice C per D5, prima opzione, seconda opzione cavallo C3, terza opzione E3, che però fa scendere da più 0,9 a più 0,5. Ok, C per cavallo, alfiere C4, la inchiodatura, va bene, va bene. Torre di 1, ottimo, ottimo vantaggio per il bianco, ok. Alfiere B3, la donna si toglie. E qui consiglia 4 H4 sta donna E3, invece qui viene giocata E5. E5 è veramente coraggiosa. C4 la mossa migliore, non la cattura perché in caso di cattura torre F D8, però forse a questo punto è difficile da attaccare. Non lo so. La partita è andata con C4, alfiere C2. Qui il computer addirittura consigliava F6, una mossa che un essere umano non avrebbe mai fatto. Cavallo D5, alfiere in D2, ottimo. Ok, l'alfiere va qui. Torre, torre, va bene. Raddoppio di torri. E adesso parte l'avanzata. H4. Qui cosa dice il computer? Sì, H6 la preferisce, H5 come ultima chance. E su questa, come dicevamo, si è indebolita la diagonale bianca e quindi giustamente alfiere C2. Qui B4 dice il computer che avrebbe dato subito un po' di controgioco al bianco. E adesso c'è un tatticismo che il nero non ha visto, che era cavallo per C3. Che cosa fa cavallo per C3? Scusa, beh, a parte ok, c'è l'attacco doppio qui, a parte che c'è sempre lo scacco, no? Scacco F8, io ti mangio qui ed è finito praticamente il mio attacco. Prossimamente cadranno tutti questi. Sì, c'era... Aspetta, non è possibile che c'era veramente... Sì, qui c'era cavallo C3, sì, perché questo attacco qui è vero che è forte,
ma è anche vero che adesso a questo punto qui è attaccato 2 volte, non c'è più la donna che tiene. Sì, questa qui avrebbe ribaltato le sorti della situazione. G3, c'era ancora una volta questa mossa. Niente, non è stata vista. F4, ancora il computer consiglia sempre questa. Ok, sempre quella consigliata. Cambio, 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 cambio. E qui, secondo me, sta molto bene il bianco che gioca questa. Però la consigliata in assoluto era F6. F6. Non si poteva catturare perché in caso di cattura F per G7 scacco, re in E7. Eh sì, si andava a donna, ragazzi, si andava a donna subito. O addirittura si poteva andare anche a cavallo con scacco. Però sì, F6 vinceva. F6 vinceva. Invece sacrificio, donna H6, F per E6, ottimo, F per E6. E per F7 qui dice E6, io avevo detto questa, però in realtà è la sua terza scelta, non è eccezionale. Come prima scelta dice E6, come seconda scelta dice alfiere E4. E6 era bella, perché Re 7, Re G7 e su questa si perdeva il pezzo. Mamma mia. Però davi controgioco, no? Cosa che l'essere umano, diciamo, non ama fare. Sì, qui ha fatto scacco. Questo scacco qui era promettente. Re in E7, donna G7, Re D8, donna G8. Sì, secondo me era promettente, però siamo sempre lì. Ok, la partita invece è andata così, scacco, cambio di donne. Diciamo che il nero ha voluto vincere in semplicità, giustamente, perché andare a complicarsi la vita, soprattutto dare controgioco al nostro avversario quando possiamo giocare un finale praticamente vinto, perché nel momento in cui tu per ostacolarmi l'avanzata di questo pedone mi dai il cavallo, la partita è veramente vinta. Bene, dai, è uscita una bella partita anche oggi, sono stati molto veloci i giocatori, d'altronde da un calibro dei 2005. Ricordiamo che il punteggio sull'ICES è normalmente un po' gonfiato, altrimenti so già che arrivano nei commenti. Però comunque saranno almeno dei maestri fide o comunque saranno giocatori che sanno veramente giocare a scacchi. Bene, noi ci vediamo presto con un altro video e domani sempre qui sul canale di Matto Scacco. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!